Va ora in onda la rassegna stampa. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody, everybody. Somebody needs somebody to love, someone to love, sweetheart to miss, sugar to kiss. I need you, I need you, I need you in the morning when my soul's on fire. Sometimes I feel a little sad inside. Welcome back to the streets, man. I never run away behind. I know. Sometimes I feel a little sad inside. When I'm back on the streets, man, I'll never run away behind. I know. I need you, no, I need you, I need you. You know, people, when you do find somebody, hold that woman, hold that man, love him, please, and squeeze her, please her. Hold, squeeze, and please that person, give him all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Sweetheart to miss, sugar to kiss. I need you, I need you, I need you, I need you, I need you. Sono 126 miglia per Chicago, abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, buio e portiamo tutti e due gli occhiali da sole. Vai! Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 3 giugno dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bel giornale online. Ci sono dentro i Liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa del sottoscritto che sostituisce Sammy Varin, le videopillole, interventi, noccioline, caramelle, tanta bella roba per le vostre riflessioni, quindi non perdete radiolibertà.net. Le coordinate a cui incrociamo: Sava Sandir 340 670 9659 per le vostre zappe che potete cominciare a mandare da adesso, zappe o WhatsApp che dir vogliansi. E poi c'è il telefono 0292947222, quando lo dirò io, generalmente dopo le ore 9:05.
Un saluto al nostro pastore di onde, l'immenso Francesco, che mi permette di proiettarmi ai vostri occhi e alle vostre orecchie, secondo che voi mi ascoltiate attraverso la radio, l'app o mi vediate anche attraverso il canale 252 del digitale terrestre, Twitch, YouTube e la pagina Facebook. E se va a sentir, cominciamo la nostra trasmissione. Il disco start, credo che non abbia bisogno di presentazioni, sono i Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love, 1980, ognuno ha bisogno di qualcuno da amare. Ecco, a proposito di amore, i temi della giornata che vi presento sono tutti all'insegna dell'amore, proprio alla nada, disperato, Cominciamo con il professore Hater, quello che aveva augurato a Ginevra, la figlia della Meloni, di morire malissimo. Ecco, questo galantuomo ha ben pensato di tentare il suicidio. Che vi avevo detto io ieri? Che vi avevo detto? Avevo detto, da un lato ci sono quelli che fanno gli eroi da tastiera e scrivono determinate cose, poi dall'altro lato ci sono i sedicenti giustizieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Facebook, che si sentono in diritto e in dovere di andare a pescare quello che si sta comportando male, perché gli devono dare una lezione. Tac, come vedete, la somma di coglionerie ha prodotto il risultato. Ciò non toglie che questo signore ha comunque detto delle cose orrende e ne dovrà rispondere. Andiamo avanti. A Bologna c'è stato un omicidio abbastanza drammatico, 2 uomini morti uccisi dall'inquilino. Giorgia Meloni nel mirino delle sinistre perché ha detto sì, io mi presento al seggio ma non ritirerò le schede per il referendum. Un'intervista al generale Vannacci che invita a diffidare dalle imitazioni. L'Etna che desta non poche preoccupazioni online, ma i geologi dicono tranquilli che è tutto sotto controllo a montagna. L'Ucraina con naturalmente il giorno dopo l'audace assalto fatto con i droni, vengono fuori i dettagli a proposito di questo attacco, addirittura finti businessmen che hanno contattato le società di trasporto per chiedere loro di portare queste strane scatole sui camion fino a ridosso, addirittura in un caso di una sede del servizio segreto russo. Ancora la Polonia, chi è il neopresidente? Un ex pugile, il quale viene accusato anche di simpatie neonaziste da Repubblica. La sindachessa di Merano Zeller, che non ci facciamo mancare gli angoli paradossali in questa rassegna stampa, che dopo aver rifiutato la fascia tricolore non ha cantato l'inno di Mameli, ieri 2 giugno, festa della Repubblica. Ma voglio dire, se ti fa così schifo l'Italia, ti basta fare una cosa, scrivi una letterina e scrivi: mi dimetto dalla carica di sindachessa di Merano. Basta, e non ti paghiamo più lo stipendio. La questione dei fondi per la manutenzione delle strade, le province erano sul piede di guerra, oggi la cosa dovrebbe mettersi a posto, e poi Avvenire che ci dice che l'immigrazione, specialmente in Inghilterra, è record. Andiamo a vedere adesso le agenzie, eccoci qua, Medio Oriente, l'ANSA ha appena aggiornato la sua home, Hamas, attacchi dell'esercito israeliano a Gaza, 15 morti, IDF, morti 3 soldati in combattimenti nel nord della striscia. La guerra in Ucraina, le dure condizioni di Mosca, una tregua se Kiev si ritira. Con dei medicinali, le minacce alla figlia di Meloni, il prof ha tentato il suicidio. Referendum, la premier Meloni andrò al seggio ma non ritirerò le schede, l'ira delle opposizioni. La musica, parla il maestro Muti quando l'anima d'Italia è in un coro. A Ravenna per le vie dell'amicizia la masterclass a 3116 voci. Quest'uomo è un bene, dovrebbero tutelarlo veramente come bene pubblico, perché è immenso il maestro Muti. Classifica CWUR, Harvard, prima università al mondo. Le italiane scendono in classifica, sul podio anche Paul Mead e Stanford. Per 264 atenei degli Stati Uniti peggiorano le performance, quadro cupo in Europa.
Andiamo a vedere adesso la BBC, notizia d'apertura, le Nazioni Unite chiedono che si facciano delle indagini a proposito delle uccisioni vicino a un punto di distribuzione di aiuti a Gaza. Antonio Guterres dice di essere sconvolto, raccapricciato dai report dei palestinesi uccisi e feriti mentre cercano aiuto a Gaza. La BBC sta seguendo in diretta, lo vedete live, le elezioni nella Corea del Sud dopo che l'ex presidente era stato deposto dalla Corte Costituzionale perché aveva tentato illecitamente di imporre la legge marziale. Seguono poi appunto come l'Ucraina ha portato a termine il coraggioso attacco alla Tela del Ragno contro i bombardieri russi. Ancora Russia e Ucraina non riescono a raggiungere l'accordo per il cessate il fuoco, ma si impegnano a un grosso scambio di prigionieri. Poi vedete qui questo signore fotografato, 45 anni, alla mia età se la porta malissimo, permettete. Questo è il sospettato, questo egiziano con il visto scaduto da 2 anni, quindi un clandestino, che sostanzialmente è stato fermato dalla polizia, dall'FBI in Colorado, perché questo genio ha ben pensato di presentarsi con 18 bottiglie Molotov e un lanciafiamme fai da te per dare fuoco a degli ebrei che stavano facendo pacificamente una manifestazione per chiedere il rilascio degli ostaggi israeliani che sono custoditi, sono trattati come le bestie nei tunnel di Hamas a Gaza. Questo galantuomo a quanto pare era da 1 anno che pianificava questo attentato e insomma in particolare secondo l'FBI appunto volevano si è andato a cercare le istruzioni per fare le bottiglie Molotov online. Avrebbe potuto chiederlo a qualche politico italiano reduce del 68, non diciamo chi, ma tanto abbiamo capito chi è. Va bene, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di stamattina. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, parla dell'Ucraina, non c'è tregua. Il fatto, dopo il raid con i droni che ha distrutto decine di aerei in Russia, i colloqui a Istanbul durano 1 ora. Tra Russia e Ucraina solo uno scambio di prigionieri e di salme, il memorandum di Putin, dopo la strage di civili affamati a Gaza, USA premono per un'intesa, attacco in Colorado. La festa della Repubblica, l'Italia scelse la democrazia, Crosetto, ma la pace non si può dare per scontata. Le presidenziali, in Polonia vince Nawrocki, il sovranista, critico sull'Unione Europea. Di spalla, referendum, non ritirerà le schede, Meloni annuncia l'astensione alle urne, critico il fronte del sì. Fotonotizia, centropagina, Salento, così 13 imprese offrono lavoro e sviluppo col sostegno di Fondazione con il Sud, aziende e rete antispopolamento. Il Papa è cattolico, signore e signori. Che cosa ha detto Leone XIV? Che il matrimonio è canone di vita e di amore. In questo citando l'enciclica Umane Vite di Paolo VI del 68, che sgomentò non pochi cattolici progressisti. Qualcuno di voi se lo ricorderà, la famosa pillola cattolica che si diceva che la Chiesa avrebbe approvato perché non era vista come strumento contraccettivo, ma come strumento di riposo riproduttivo e quindi moralmente lecita. Invettive la figlia di Meloni, parole da disarmare, tenta il suicidio il prof. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, mitico Corrierone, il caso, oggi l'incontro con Macron, l'Eliseo mai ostracizzata, Meloni al seggio per il referendum ma non voterò, Schlein attacca, prende in giro gli italiani. L'autore del post-shock minaccia il prof, tenta il suicidio, ma sta bene. I negoziati, il presidente USA pronto a vedere Zelensky e Putin, la linea dura di Mosca, Kiev chiede aiuto a Trump. Fotonotizia centropagina, eccolo qua in tutta la sua potenza dei suoi 3.332 metri d'altezza. Catania, nube alta chilometri, l'esperto durerà mesi. L'Etna erutta, crolla un pezzo del cratere, fumo e allerta. I negoziati, il presidente USA pronto a vedere Zelensky e Putin, appunto, linea dura di Mosca, Kiev chiede aiuto a Trump, Bologna, fuga in aereo, poi l'arresto, ammazza i coinquilini per le liti sull'affitto. Garlasco, ennesima puntata di questo giallo, Garlasco parla alla famiglia Poggi, genitori dichiara non andava al santuario.
Il Fatto Quotidiano, il riarmo di Starmer, prepariamoci al conflitto coi russi, Londra, guerra a Mosca a distanza di 2500 chilometri, 6 miliardi di sterline, pronti con armi nucleari, spesa dal 2,3 al 3% del PIL, scudo antimissile, campagna a scuola, nuova leva e riserva. Negoziati i memorandum dei due nemici, Istanbul, no dei russi alla tregua senza condizioni, i turchi, ora un vertice tra Putin e Zelensky. Al Fatto Quotidiano forse hanno dimenticato che nell'82 Londra ha fatto guerra a Buenos Aires per le Falkland a più di 10.000 chilometri. Quindi gli inglesi 2.500 chilometri gli pare andare qua sotto a fare la spesa. Il Giornale, eccolo qui, il docente odiatore, il prof anti-Meloni ora tenta il suicidio, il mea culpa dopo gli insulti e poi la corsa in ospedale, alcol e medicine. Nodo quorum, referendum, la Premier manda in tilt la sinistra, la strategia andrò al seggio senza ritirare le schede. L'opposizione, vergogna. Su Jobs Act e salario minimo l'Europa sbugiarda alle teorie di Landini, anche qui fotonotizia. Nube su Catania, l'eruzione show dell'Etna tra paure e video virali. Respinto dai giudici della CEDU, malate per colpa di clima e governo, folle ricorso alla UE di due donne. Vabbè. Bocca mia, taci. Pronto a vedere Zelensky e Putin, Mosca-Kiev, colloqui flop, Putin si rifà avanti. Con la giornalista, niente stretta di mano, la sottomissione all'Islam in diretta TV. Il Tempo, grande titolo anche stavolta, Gazzarendum, la manifestazione contro Israele alla vigilia del voto sul Jobs Act, in barba al silenzio elettorale, la sinistra regola i suoi conti interni. Non ritiro la scheda, Meloni scopre le contraddizioni Dem, la città negata, dal giro ai concerti, un romano weekend di paura e quanto ci costa. Festa della Repubblica, l'Italia grande paese, l'appello di Mattarella alla tregua del 2 giugno, conflitto in Ucraina, venti di guerra, la pace è lontana, Putin non molla, elezioni a Kiev. Dopo le minacce alla figlia della Premier, il prof dell'odio chiama la preside, voglio morire, tenta il suicidio. Ancora Giorgio Mulè, ora intervenire sul senso di impunità. E poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, che oggi è veramente una chicca. Vi prego, assaporatelo con me. Roma-Parigi, prove di accordo, oggi Meloni, Macron a Roma. C'è Macron che sta per dare un bacio sulla guancia a Giorgia Meloni e le sussurra: volemmo parlare da cinquina del Paris Saint-Germain all'Inter? E lei risponde: volemmo parlare di quella che t'ha dato tu moglie? Stavolta si è superato, date 2 medaglie a questo. È stato uno schiaffone. È stato uno schiaffone bellissimo, alla paesana. Secondo me Brigitte è calabrese, questa è la verità, ma non ce lo dicono. La Repubblica, Meloni, vado ma non voto e scontro sul referendum. La Presidente del Consiglio annuncia la sua astensione attiva sui 5 quesiti. Il centro-sinistra attacca, prende in giro gli italiani e si mobilita per il quorum. Il vertice, la linea dura di Mosca, tregua se Kiev si ritira, no a truppe straniere. Il vulcano Etna crolla parte del cratere, nube di chilometri su Catania, eccolo qui l'Etna a tutta birra. E poi post antipremier, prof tenta il suicidio, cocktail di farmaci e alcol dopo le minacce social. Sono stato linciato, mi scuso ma non ho retto. Lite per la casa, coppia di uomini uccisa a Bologna dal coinquilino. La Stampa, Putin chiude la porta alla pace, nulla di fatto al vertice di Istanbul, Mosca apre solo allo scambio tra prigionieri. Macron a Palazzo Chigi, Trump rilancia il dialogo, pronto a vedere i leader in Turchia, Starmer prepararsi alla guerra. Fotonotizia anche qui, la furia dell'Etna, collassa un fianco del cratere, nube nera alta 6 chilometri, i geologi tutto sotto controllo. Cuneo contro Salvini sulle strade, finiti anche i fondi per l'asfalto. La Verità, dai DS a Napolitano, quando faceva comodo astenersi era giusto, se dà fastidio alla sinistra non votare diventa un reato. Referendum,
La Meloni: andrò alle urne senza ritirare le schede, atto lecito e normalissimo, ma Schlein e Conte si scatenano. Vergogna, prende in giro l'Italia. Ecco cosa dicevano i progressisti fino a ieri. Intanto CGIL e Will scioperano per alzare la tensione prima della consultazione. Fotonotizia, c'è lui, prima la lettera di scuse, poi il mix di pillole e alcol, in codice rosso il prof che voleva morta a Ginevra, Stefano Addeo, l'insegnante che aveva augurato alla figlia del Presidente del Consiglio la fine della ragazzina di Afragola, ha cercato di uccidersi dopo aver invocato un incontro con Giorgia. È fuori pericolo, scrive Fabio Mendolara a pagina 15. Tra poco vi racconteremo. Europeisti delusi, exit poll sballati, in Polonia vince il sovranista, Tusk ora traballa. Dopo gli attacchi Russia e Ucraina, riecco i colloqui, Trump si vedrò Putin e Zelensky. Al cinema 4 miliardi senza controlli veri, il membro del Consiglio Superiore dell'Audiovisivo e le spese dichiarate dalle case di produzione in base a cui si calcolano gli aiuti non sono verificabili. Esposto e inchiesta a Roma. Venerdì il tavolo sul tax credit. Sentite, lo vogliamo fare un cinepanettone? Che ci facciamo dare qualche miliardata? Che ne dite? Come lo chiamiamo? Vediamo un po'. Natale a Rocca Cannuccia. Bellissimo. Io faccio la parte di De Sica. Chi vuole fare Boldi? Boldi lo facciamo fare, insomma, qualcuno di voi si candidi a fare Boldi, che così poi facciamo le solite scene, no? Oh, c'è sta quella che sta nuda, li mortacci, tutte quelle robe lì. E ci facciamo dare qualche miliardata di euro, pensateci. Le grandi diagnosi dei sociologi, ragazzi in ansia, non fanno figli, la soluzione più immigrazione. A Rimini l'incubo Covid non finisce, fece pochi metri in pieno lockdown, le arriva la multa dopo 5 anni. 2 casi inquietanti, scrive Nino Sunseri, i modelli rifiutano di spegnersi e si danno alla delazione. Occhio, l'intelligenza artificiale sa disobbedire. Verdi, Sant'Agostino e Mameli, l'incredibile lezione di Muti all'esercito dei coristi. Infine, Libero, il prof antimeloni, tenta il suicidio e accusa la destra. Il lamento dell'uomo che sul web ha augurato la morte alla figlia del premier. Ho preso pillole e alcol, mi hanno linciato, non reggo. Fotonotizia a centropagina, eccola qua sorridente, Giorgia Meloni, vada al seggio ma non ritiro la scheda, l'opposizione blasfemia, Giorgia non vota, attacco di quorum PD. Bello pure sto titolo, Devo dire, questa è una sciccheria di titolo. L'attacco del teologo Maggi apre lo scontro, partita la guerra dei progressisti al Papa, la critica a Leone sulle coppie tradizionali, attenti ai passi indietro rispetto a Francesco. Scusate se il Papa è cattolico, scusate. Dopo il disastro in finale, Inzaghi vicino all'addio, salto nel buio dell'Inter, spiazza. Europeisti battuti, la Polonia a destra, smentiti al solito i sondaggi, i conti e lo zampino dei Dem, cosa c'è dietro Amnesty Italia, storico ed ex firma di Libero, addio ha parlato, allievo di De Felice. Renzo De Felice è stato un eroe della cultura italiana, un uomo che è stato odiato e ostracizzato per il suo lavoro fatto in maniera onesta, che è stato bollato spicciamente come revisionismo. Quando non gli va bene è sempre revisionismo e fascismo. Allora, Italia Oggi, cripto, paradisi fiscali in UE, Malta, Cipro, Lussemburgo, Belgio, Estonia prevedono l'assenza di tassazione. Salute. Aliquota al 50% in Germania e Danimarca. L'Italia col suo 26% sta nel mezzo. Abbiamo poi Roberto Giardina da Berlino, Polonia ha eletto un presidente anti-europeo che modificherà tutti gli equilibri nella UE, avremo modo poi di leggere questo grandissimo pezzo. Donald Trump voleva dividere la Russia dalla Cina, ma ha finito per unirle più che mai, scrive Michele Marsonetta a pagina 7. Detrazioni fiscali, chi ha redditi sopra i 75.000 euro potrà inserire in dichiarazione ai redditi le spese con percentuale più alta. E poi per il Censis l'Italia è quasi del tutto decristianizzata, va ammessa solo il 18%. Diritto e rovescio, implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi, Simon Yates ha strappato la leadership del Giro d'Italia al giovane Isaac Del Toro, 21 anni, con una magnifica impresa sulla terribile salita del Col delle Finestre, la stessa sulla quale 8 anni fa perse la maglia rosa.
stordito da una crisi che lo fece arrivare al traguardo con mezz'ora di ritardo e che lo fece star male per anni. C'è un Dio nel ciclismo che ricompensa chi sa soffrire, ma c'è anche dell'altro. È sembrato quasi che alla squadra di Del Toro sarebbe dispiaciuto di vincere. C'è un motivo. La UAE è la squadra di Tadej Pogacar. Quest'anno ha già vinto moltissimo e vuol vincere anche Tour e Vuelta. Del Toro ha dimostrato di essere il più forte, ma vincere anche il Giro sarebbe stato forse inopportuno. Nel ciclismo c'è una regola non scritta che vieta di strafare, di umiliare gli avversari. Chi trasgredisce viene punito. Per i dettagli chiedere a Merckx, Pantani e Armstrong. Che ora si è fatta? Andiamo a vedere le 7:53, allora abbiamo tutto il tempo per dare un'occhiata ai quotidiani locali. Brescia oggi, festa della Repubblica, abbraccio tricolore. Corriere del Mezzogiorno Campania, il caso, post contro Meloni, il prof tenta il suicidio. Spero non mi salvino. Corriere del Mezzogiorno Puglia, l'intervista, Emiliano difende il boicottaggio, Mattarella su Israele la pensa come noi, con Putin non esitammo a chiudere i rapporti. Corriere del Trentino, sicurezza, spaccate, il monito del sindaco, non bisogna rassegnarsi, gli esercenti vanno difesi, la Lega intervenire con urgenza. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, tragedia sfiorata, cade un albero a Venezia, 12 feriti. Corriere della Sera, dorso di Bergamo, lo scalo, Orio, i segnali della ripartenza. Corriere della Sera, dorso di Brescia, il bilancio, turismo, i laghi sono sold out. Corriere della Sera, dorso di Milano, vocabolario, come parlano gli adolescenti, stai nel chill, flexare, YOLO, il nuovo slang da conoscere per capire i giovani. Corriere della Sera, dorso di Roma, fermiamo la strage, la capitale delle strade più pericolose. Corriere di Torino, pace, razzismo, referendum, Torino in piazza. Corriere dell'Alto Adige, politica, mese arcobaleno, giunta divisa. Una volta a giugno era il mese del Sacro Cuore di Gesù. Corriere di Bologna, il delitto, duplice omicidio alla Bolognina, 2 uomini uccisi in modo efferati in casa, fermata a Barcellona il loro coinquilino. Corriere Fiorentino, la Toscana, la regione verso lo stop a Israele. Corriere Romagna, Rimini e San Marino, Coriano, il rogo nel complesso Hera Ambiente, posta sotto sequestro l'area dell'incendio. Gazzetta di Modena, scuola, sindacati in trincea contro le vacanze errate. Gazzetta di Reggio, licenziate 2 impiegate, sostituite da un software. Giornale di Brescia, caldo e turismo inaugurano l'estate. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, Tavazzano, momenti di terrore sabato pomeriggio, pitbull libero uccide un maltese, nel senso di cane, no di abitante dell'isola. Il Giornale Milano, cantieri aperti e disagi in vista, lavori per i treni ad alta velocità, estate difficile sulla Milano-Genova. E poi i cani maltesi erano noti per la loro ferocia, tanto che un decreto di Carlo III del 30 novembre 1750 nel Regno di Napoli proibiva il loro uso ai birri per andare a cercare i ladri. Quindi immaginate che scontro deve essere stato tra sto pitbull e il maltese. Il Piccolo di Trieste, la zona rossa funziona. Il Piccolo di Cremona, giovane arrestato, scusate, di Alessandria, giovane arrestato, documenti falsi e armi sospette, Novese nei guai. Il Secolo XIX, Putin dice no alla tregua, negoziati nel vicolo cieco, Trump, incontriamoci. Il Tirreno, 400 melanomi in un anno, Livorno, intervista a Bagnoni, proteggete i bambini. La Gazzetta del Mezzogiorno, Meloni al veleno, la Premier sul referendum, vada al seggio ma non ritiro le schede. Landini, irresponsabile, oggi la Schlein a Bari. La Nuova di Venezia e Mestre, crolla un Leccio, 12 feriti. La Prealpina, Giade e Alessio nel cuore, nasce un'associazione dedicata ai 2 bimbi uccisi dal papà a Mesenzana. La provincia di Como, Sem-Italian, folla per il 2 giugno. La provincia di Cremona, festa doppia, la Cremonese in trionfo, la Serie A, vittoria di tutti, col tricolore dal cielo il 2 giugno da spettacolo. La provincia di Lecco, Nameless, saluta Annone in 90.000 per l'ultimo ballo. La provincia di Sondrio, il Tour de France in valle, possibile dopo i giochi. E poi chiudiamo con la Repubblica, Palermo, 1 milione di contratti a termine, il referendum nell'isola dei precari. Nostro approfondimento sulle ragioni della consultazione sul lavoro e cittadinanza.
In Sicilia i salari più bassi d'Italia, un terzo degli occupati a tempo sotto la soglia di povertà. Delle 7:57 minuti diamo anche alcune anticipazioni. La prima, restate con noi dopo la rassegna stampa alle 9:30, scusate, perché ci sarà ovviamente liberamente con il direttore responsabile Giovanni Sallusti, e dopo c'è la scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini. Parleremo della Polonia, parleremo del suo bellissimo libro 20 anni di sovranismo. Secondo avviso di servizio su questa rete, su questa radio, alle ore 16, come sempre, oggi torna Pop Economia Rumore della nostra Alessandra Mori. Chi sono gli ospiti? Gianmarco Centinaio, Alessandra Ghisleri, Gianluca Di Ascenzo. E naturalmente di che cosa si tratterà? Si tratterà di tutta una serie di argomenti, dal turismo fino ai dati di Euromedia Research della Ghisleri, il TAR Lombardia che ha fermato il rientro dei vulnerabili nelle tutele graduali, questa battaglia di Alberto Gusmeroli, e chi aiuterà i consumatori, ne parla il presidente Codacons Gianluca Di Ascenzo. Quindi restate con noi, perché oggi, come vedete, c'è tanta bella roba che vi può interessare. E come? Pop Economia Rumore alle 16 e alle 9:35, dopo il Liberamente, la scuola di magia con Claudio Borghi Aquilino. Le 7:59, 13 secondi, noi ci fermiamo e ci sentiamo un gran pezzo che ha un tiro micidiale. Eugenio Finardi, Diesel 1977, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da Salerno a Milano con un carico di frutta, sotto il sole bisogna fare in fretta. Giancarlo guida e Mario è su in cuccetta, su per un'Italia che scotta, verso un mercato che li aspetta. E i nemici sull'altra corsia, un'orchestra di liscio che torna da Pavia. La cantante dorme appoggiata al clarinettista, e sogna il suo lavoro, signori tutti in pista, da una festa all'altra sempre in pista. E Diesel è il ritmo della vita, è la giusta propulsione per la nuova situazione. Diesel è il ritmo delle cose, è la nuova propulsione per la nuova situazione, giusta propulsione per la nuova situazione. Ma poi tornando verso casa, un'altra alba sull'autostrada, e l'asfalto e dei camion e di chi li guida, e c'è gente che la vita se la suda, e c'è gente che la vita se la suda. E io amo questa gente che si dà da fare, che vive la sua vita senza starsela a menare, che non teme la fatica, ma che non si fa sfruttare, perché sa dove vuole arrivare, perché sa come deve arrivare. E Diesel è il ritmo della vita, è la giusta propulsione per la nuova situazione. Diesel è il ritmo delle cose, è la giusta propulsione per la mia generazione, è la nuova pulsazione per la giusta situazione.
E diesel come la vita è la giusta propulsione per la nuova situazione. Diesel è il ritmo delle cose, è la giusta propulsione per la nuova situazione. È la pulsazione della mia generazione, è la giusta propulsione, è la giusta propulsione. Il diesel è la giusta propulsione per la nuova situazione e non possiamo che essere d'accordo con l'immenso Eugenio Finardi, che ancora una volta non si smentisce. Tra l'altro ha appena pubblicato un album che definire bellissimo e veramente fargli un complimento al minimo sindacale. Le 8, 4 minuti 35 secondi, Antonino Danna al microfono con voi per questo martedì 3 giugno, la rassegna stampa, ladies and gentlemen. E prima di cominciare sono arrivate le vostre zappe. Intanto buongiorno a tutti e bentrovati, ve lo ripeto, con molto gusto aggiungerei, almeno per me sì, non so per voi, ma per me sì. Io ho sempre votato, ma stavolta no, il referendum e la CGIL doveva farlo quando il bullo di Firenze ha fatto quello che adesso loro vogliono togliere, Pietro. Ciao Antonino, volevo sapere se il duo fra Togliani e Bonelli proporranno l'egiziano discepolo di Molotov alle prossime elezioni, Walter. Walter, stamattina vedo che siamo partiti lanciatissimi. Ancora, non sono uno sciacallo, ma se tenti il suicidio con la dolce Uchiessina, Walter, non era dolce Uchiessina, tra poco vedrai. Poi ancora, notizia locale, Maurizio, ciao Maurizio, a Sirmione blocco per la folla impraticabile, la vergogna speculativa dei ristoratori, gelati da 8 euro, megaconti al ristorante, ti frego tanto ne ho tanti in fila, come a Venezia, turisti sveglia, perdonami Maurizio, a un certo punto è come la stessa storia di quelli che trovano nel giardino un rottame tutto arrugginito e sfondato sul lato che però sopra c'è il marchio Alfa Romeo e allora poi fanno l'annuncio su Facebook, rara Alfa Sud del 1974, 10.000 euro. Sai perché lo fanno? Lo sai perché lo fanno? Perché puoi stare tranquillo, te lo posso garantire, che ci sono fior di idioti che quei 10.000 glieli danno per davvero. Quindi ti meravigli di quelli che a Sirmione vogliono 8 euro per il gelato. Non ci andare, molto semplicemente. Anziché andare a Sirmione vai in un altro paese, tanto il lago è tutto bello, il lago di Garda. O sbaglio? L'odiatore della Meloni sta subendo il contrappasso, per questo frigna e finge il suicidio per impietosire l'opinione pubblica, Marco da Milano. Ma io naturalmente non ho strumenti per dire che abbia simulato il suicidio, però certo è che il giornale, pagina 2-3, scrive non è in pericolo di vita, rifiuta la lavanda gastrica, dopo un'ora dal ricovero rilascia dichiarazioni ai giornalisti dell'ANSA. Sentite un po' qua cosa scrive il giornale, la collega Lodovica Bulianni. Il prof Antimeloni adesso ha paura, scrive alla Premier, tenta il suicidio. Il mea culpa dopo gli insulti social. Vorrei chiederle scusa di persona, poi ingerisce pillole e superalcolici, ricoverato d'urgenza in codice rosso. Dopo la bufera sul suo post su Facebook che aveva provato a cancellare ma che è comunque finito sotto i riflettori, Stefano Addeo, il professore di Napoli, che
che ha minacciato la figlia della premier Meloni, augurandole la stessa sorte di Martina Carbonaro, la ragazza uccisa da Fragola dal suo ex fidanzato, ha tentato il suicidio. L'uomo, docente di tedesco in un istituto campano, insegnante dal 93, è stato ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola, ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Prima di ingerire un'alta dose di medicinali ed alcol, aveva avvertito del gesto la dirigente scolastica dell'istituto dove insegna, la quale ha subito chiamato i carabinieri che sono corsi a casa del professore. Ho commesso un errore, ma non dovevo essere crocifisso in questo modo. Ho chiesto scusa, non ce l'ho fatta, ha dichiarato all'ANSA un'ora dopo il ricovero. Addeo, proprio ieri, prima del tentato suicidio, ha scritto direttamente alla Presidente del Consiglio. Le chiedo se è possibile di potermi incontrare per poterglielo dire guardandola negli occhi. È uno dei passaggi centrali della lettera di cui è stato diffuso uno stralcio. Non c'è giustificazione possibile per le parole scritte, mi assumo ogni responsabilità, anche se confesso che mai nelle mie intenzioni vi era l'idea di augurare la morte a una bambina. Quindi in italiano la frase auguro alla figlia della Meloni di fare la fine della ragazza di Afragola che cosa significherebbe? Ha ragione Sciascia, l'italiano non è l'italiano, è il ragionare. Con meno italiano lei sarebbe molto più in alto, dice una battuta di un dialogo né in una storia semplice. Andiamo avanti. È stata una frase infelice, inadeguata, inaccettabile, che non mi rappresenta né come uomo né come educatore. Nel testo Addeo, che nell'ambiente è noto per essere uomo politicamente di estrema sinistra, ribadisce le sue scuse. So bene che nulla può cancellare il male fatto con quelle parole, solo la verità, il pentimento e il rispetto possono servire ora. Definisce il suo un gesto che ha ferito lei e la sua famiglia, in particolare sua figlia, che mai avrebbe dovuto essere tirata in ballo in alcun modo. Ma l'hai fatto. Nel pomeriggio c'è stato un vertice dell'istituto scolastico regionale per valutare i provvedimenti disciplinari nei confronti del docente. Col ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara informato costantemente sulla situazione. La decisione potrebbe arrivare già oggi. Posso dire che è un episodio, a mio parere, sconcertante, commenta il direttore dell'ufficio scolastico della regione Campania Ettore Acerra. È il segno di come un uso inqualificabile dei social possa portare a degli episodi che non dovrebbero essere assolutamente accettabili, continua. Sicuramente di concerto col ministro faremo un ragionamento su questa questione. Sono dispiaciuto perché un componente della comunità educante dovrebbe pensare bene prima di parlare. Cercheremo di prendere le giuste decisioni. Gli investigatori hanno analizzato il profilo Facebook di Addeo per capire se ci siano altri eventuali rilievi penali, oltre a quello legato all'insulto della figlia minorenne della Premier. Sono stati trovati altri post contro esponenti della maggioranza legati alle posizioni del governo su sanzioni a Israele. Un insulto all'esponente di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e commenti pesanti sotto le foto di Meloni, Tajani, Salvini mentre stringono la mano al premier israeliano. Post e messaggi che potrebbero ora finire nel fascicolo dell'inchiesta che sarà aperta dalla Procura di Roma, che attende una prima informativa dalla Polizia Postale per valutare la competenza territoriale di un eventuale procedimento penale. Addeo aveva inizialmente detto di non aver materialmente scritto lui la frase contro la figlia di Meloni ed aver chiesto a ChatGPT di elaborare un post cattivo contro la Premier. Ma a tale richiesta il software dà questa risposta standard. Preferisco non scrivere contenuti offensivi o denigratori su persone reali, comprese figure pubbliche come Giorgia Meloni. Ah sì, tra i post ce n'era anche una del genere che ha pubblicato Rita Dalla Chiesa. In questo post c'è scritto qualcosa, vai a leccare i piedi a quelli che hanno ammazzato tuo padre. E allora Rita Dalla Chiesa sulla sua pagina Instagram ha scritto, e visto che lo sai chi è che ha ammazzato mio padre, perché non vai dai magistrati a dirglielo? Ecco, Rita Dalla Chiesa, appunto. Lo sapete tutti chi è suo padre, che galantuomo, ma galantuomo vero, che eroe vero era il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. E la sua seconda moglie Emanuela Setti Carraro. E non aggiungo altro. Lasciamoli in pace gli eroi, lasciamo in pace le persone per bene. Il profilo, sono stato linciato e non ho più retto, scrive la collega Sorbi,
Sempre su Il Giornale, crescono i dubbi sulla gravità del gesto. Addeo parla dal letto d'ospedale, ma l'atto estremo sembra un modo per sfilarsi dai guai. Oggi la decisione sul licenziamento. Senza fare i maligni, ma il dubbio di una messa in scena viene, se non altro sarebbe in linea col profilo del personaggio. Perché probabilmente, sentite un po', il prof che ha tentato il suicidio ingerendo barbiturici e alcol è stato portato in pronto soccorso in codice rosso, ma non ha mai perso i sensi, tanto che si è perfino rifiutato di sottoporsi alla lavanda gastrica. Probabilmente il suo cocktail alcolico a base di psicofarmaci si risolverà con una dormita di 12 ore e via, non prima di aver parlato con la polizia. La situazione era diventata insostenibile, non ho retto, sono stato linciato, dichiara lui dal letto d'ospedale, con le flebodi fisiologica per diluire l'intossicazione. Non è pentito dal plateale gesto, preannunciato alla preside della scuola superiore in cui insegna tedesco a Cicciano, vicino Nola. Senza fare i maligni, ma il dubbio di una messa in scena viene, se non altro sarebbe in linea col profilo del personaggio. Quale modo migliore per sfilarsi dalla gogna di critiche se non quello di trasformarsi nella vittima della storia? Il prof in effetti si era messo nei guai seri e il suo posto di lavoro era ed è tuttora seriamente a rischio. Oggi si comincerà infatti a discutere delle misure da adottare per punire il suo comportamento. Augurare alla figlia della Premier la stessa fine della ragazzina di 14 anni uccisa da Fragola pochi giorni fa lo ha reso colpevole dell'odio più stupido, da mitomane. Sono intervenuti i ministri, il provveditore, il Presidente della Repubblica. Lui che aveva scritto il commento anti-Meloni con la superficialità con cui già in passato aveva insultato i figli di Salvini e Tajani, si è sentito schiacciato nell'angolo, del tutto impreparato a pagare le conseguenze reali delle sue contestazioni social. Un leone da tastiera di 65 anni, nutrito di slogan e ideologia, messo improvvisamente in gabbia. Ha arrancato qualche scusa, ho generato il messaggio con l'intelligenza artificiale, ha detto sulle prime, quasi a voler incolpare ChatGPT e magari sollevare un caso nazionale contro le nuove tecnologie. Ma il tentativo goffo non ha fatto altro che renderlo ancora più attaccabile. Possibile che un prof delle scuole superiori abbia bisogno della I per scrivere post di 4 parole? Poi ha tentato di la via più sensata, chiedere scusa, prima con una lettera, poi col manifesto desiderio di volerlo fare di persona, guardando negli occhi la Premier. Evidentemente la mossa non gli è sembrata abbastanza per muovere la pietà e ricevere il perdono. Allora eccolo ingerire il mix di farmaci alcolici, disperato più che pentito, spaventato da quello che lui chiama un accanimento contro di lui. Improvvisamente il prof ha voluto raccontare il suo volto più fragile e vulnerabile, eppure fino a pochi giorni fa il docente militante della sinistra estrema augurava la stessa sorte dei palestinesi a Gaza, ai figli della Meloni ancora una volta e del vice premier, il ministro degli esteri Antonio Tajani e il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, tutti immortalati in immagini in cui stringevano la mano al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Scollata dai suoi attacchi sui social e la giustificazione a posteriori del prof. Odio ogni forma di violenza, amo gli animali, faccio volontariato, è stato un errore. Per rimediare a quell'errore Addeo ne ha commessi altri a catena fino a giocare con la sua stessa vita. Allora io adesso vi mando, aspetta un attimo che sto facendo lo screenshot, ecco qua, perché è giusto che insomma io resto esterrefatto. Ecco, questo è il post che vi dicevo che veniva commentato da Rita Dalla Chiesa. Francesco, la sto mandando sulla zappa della radio, se puoi per favore proiettalo, perché tanto è pubblico, non è che mi sto inventando chissà che, è la verità. Avanti. Ecco, te l'ho mandato. Una vita a leccare i piedi a chi era pappa e ciccia con chi le ha ucciso il padre, e c'è questa foto di Rita Dalla Chiesa seduta sui banchi in Parlamento. Sapete che Rita Dalla Chiesa è parlamentare di Forza Italia. E cosa ha scritto Rita Dalla Chiesa? Sempre lui, il solito professore sbarra odiatore, col vizietto di insultare le persone attraverso i figli o i padri.
Dovremmo denunciarlo tutti. Una domanda, visto che i miei fratelli e io non abbiamo ancora saputo realmente chi ha ucciso nostro padre e lui invece sembra saperlo molto bene, potremmo chiederlo a questo, tra virgolette, signore, punto di domanda, Stefano Addeo. Se lui sa chi è che ha ammazzato il generale Dalla Chiesa, si accomodi, lo dica. A chi ha leccato i piedi Rita Dalla Chiesa, lo dica, lo dica. Vabbè, sentite, facciamo una bella cosa, non parliamone più di questo galantuomo, va bene? Mi pare che si sia conquistato abbastanza pubblicità in questi giorni, per cui non ci interessa. Basta così. Parliamo di cose più serie, che succedono cose più serie in questo paese. Parliamo un po' di referendum, va? Sì, parliamo di referendum che è meglio, va? Or dunque, andiamo su La Verità, perché a questo punto succedono le eresie, no, i peccati gravi che si scontano, penitenziagite come nel Nome della Rosa. Ecco qui, una vita a leccare i piedi di chi era pappa e ciccia con chi le ha ucciso il padre. Chissà, forse stavolta chi è che l'ha scelto? ChatGPT, Meta AI, quale intelligenza artificiale ha scritto questa cosa stavolta, secondo voi? Vabbè, lasciamo perdere, dai. Meloni, siamo sulla Verità, Meloni annuncia il non voto, l'opposizione la assalta perché annuncia la sconfitta. Il premier andrà al seggio senza ritirare la scheda, la sinistra si indigna scordando che i suoi leader, Napolitano e Mattarella inclusi, dichiaravano legittimo astenersi. E allora Maurizio Belpietro, in maniera implacabile, dice la sua. Nei giorni scorsi ho già spiegato qual è la mia opinione sui quesiti imposti da Maurizio Landini in vista del suo addio al sindacato. La legge che regola il mercato del lavoro è in vigore da 10 anni, cioè da quando fu introdotta da Matteo Renzi, all'epoca segretario del Partito Democratico. Perché il capo della CGIL in tutto questo tempo non ha ritenuto di dover convocare gli italiani per chieder loro se le modifiche allo statuto dei lavoratori erano gradite o andavano cancellate? La risposta è ovvia. All'epoca i governi erano di sinistra e Landini non poteva attaccare i compagni. Dunque ha aspettato 10 anni, cioè un governo di centrodestra, per impugnare la bandiera della difesa degli interessi dei lavoratori. Guarda caso, il periodo della campagna coincide con l'approssimarsi della fine del suo mandato ai vertici della Confederazione e l'inizio della sua esperienza politica. Inutile dire che la mossa di Landini ha spinto Schlein e compagni ad accodarsi per evitare di regalare troppo spazio al leader sindacale. Già questo basta e avanza per non prendere sul serio le motivazioni con cui la sinistra sta chiamando a raccolta gli elettori. Quella in corso non è una partita per cambiare il paese, come dice il capo della CGIL, ma una sfida che mira a cambiare gli equilibri a sinistra. In pratica una faccenda interna dove Schlein e soci, più che al futuro del lavoro, sono interessati al proprio. Tuttavia non c'è solo la debolezza delle argomentazioni a sostegno dei referendum, quello sulla cittadinanza punta solo a trasformare un po' di immigrati in elettori, nella speranza che le prossime consultazioni premino la parte che ha regalato loro il diritto di voto. C'è pure la risibile polemica sul dovere di votare. Siccome Landini e Schlein sperano di raggiungere il quorum, senza il quale il plebiscito non ha validità, o perlomeno di raccogliere un numero di votanti che li faccia sognare di poter diventare un giorno maggioranza nel paese, la decisione di Meloni di non ritirare la scheda ha scatenato una serie di reazioni. La segretaria del PD ha accusato il Presidente del Consiglio di prendere in giro gli italiani e voler affossare il referendum. Giuseppe Conte invece si dice indignato ma non stupito, aggiungendo che il messaggio del Premier è vergognoso, soprattutto perché arriva il 2 giugno, festa della Repubblica. Il 31 maggio e il 3 giugno evidentemente andavano meglio, dunque è solo una questione di date.
La realtà è che in passato ognuno ha sponsorizzato i referendum che gli facevano comodo, cercando di affossare con la mancata partecipazione di quelli avversari. Tanto per dire, Giorgio Napolitano, da Presidente della Repubblica, difese il diritto di non votare il plebiscito sulle trivelle in Adriatico, dicendo che era un modo di esprimersi sull'inconsistenza dell'iniziativa. Sergio Mattarella, da Vicepresidente del Consiglio, governo D'Alema, disse che ogni elettore aveva diritto di scegliere cosa fare, cioè se votare oppure no. Il Presidente della Repubblica, tra l'altro, è attuale, è cintura nera di diritto costituzionale, per cui se lo dice lui, ogni elettore ha il diritto di scegliere cosa fare, cioè se votare oppure no. I DS, cioè la versione precedente della sinistra al potere, addirittura nel 2003 fecero campagna elettorale per l'astensione, con tanto di manifesti di cui ancora in archivio si trovano le copie. Dunque, rinunciare a votare usando l'astensione per affossare i referendum si può, è un diritto ed è anche un modo per esprimersi sull'inconsistenza di un quesito, disse il capo dello Stato nel 2015. Altro che paura del voto, come sostiene Lischlein. Sono il PD e la CGIL a temere il flop, per questo si agitano tanto. Una battuta per svelenire il clima, la Zeller ci ricasca, non canta l'inno, siamo sempre sulla verità, ne scrive il collega Giuseppe Pollicelli, la sindaca di Merano che si era sfilata la fascia tricolore fa scena muta durante le celebrazioni per l'anniversario della Repubblica e imbarazza ancora il PD. Scuse, sapete che non si era voluta mettere la fascia perché diceva l'insistenza di Dal Medico, cioè il predecessore, nel volermi far indossare la fascia è stata percepita da me come un gesto provocatorio e uno sgarbo istituzionale. Scuse, come si vede, assai deboli, tanto più tenendo conto che, diversamente da quanto Dalla Zeller ha affermato, finora nessun primo cittadino meranese sarà mai reso protagonista di una reazione analoga a quella che ha avuto lei. Nel caso dell'inno nazionale non cantato, invece, di giustificazioni più o meno pretestuose, almeno per adesso, non ne sono giunte e vabbè, allora le aspettiamo, così avremo modo di commentarle. Andiamo oltre, che ora si è fatta, le 8 e quasi 25 minuti. Andiamo a vedere che cosa dice il generale Vannacci, pagina 11 sul Tempo. Eccolo qua. Intervista al generale Vannacci, solo noi sovranisti possiamo avere influenza sulla realtà, chi mi insulta vuole visibilità. Il vicepresidente della Lega risponde all'attacco dell'Azzurro Leoni, il mio futuro è chiaro, raddrizzare questo mondo sottosopra. E già, perché ieri Simone Leoni, il nuovo segretario dei giovani di Forza Italia, ha detto tutta una serie di cose anche contro il generale, cose che hanno portato a una serie di polemiche. Infatti il generale ora gli rende pan per focaccia, un ignoto che allude a Vannacci e finisce in prima pagina. Sono lusingato. Sono diventato un metro e un punto di riferimento non solo per la sinistra che mi ha pagato la campagna elettorale alle europee, ma anche per Forza Italia. È tagliente come un rasoio affilato la replica dell'europarlamentare Lega alle parole del segretario dei giovani del movimento fondato da Berlusconi, che l'ha definito codardo. Che ne pensa di Simone Leoni? Un attacco personale o ritiene che le posizioni di Forza Italia siano inconciliabili con la sua? Risposta: Leoni? Non lo conosco. Gli unici Leoni che conosco sono quelli di El Alamein e di San Marco. Se si riferisce al giovincello di Forza Italia e alle sue strampalate polemiche sul mio conto, non ho repliche da fornire. Un altro, dopo Gasparri, che per darsi un tono e cercare un po' di notorietà fa riferimento a me. Pensi se non mi avesse tirato in ballo nel suo intervento, il suo discorso e la sua immagine sarebbero state totalmente sconosciute e anonime. Infatti del suo discorso nessuno sa niente, se non quel breve intervento in cui parla di me. Si parla poi di lui, come si sta trovando nel suo nuovo ruolo di vice segretario, è un incarico che ha accettato con grande senso di responsabilità, consapevole dell'importanza che riveste all'interno del partito e panorama politico italiano. Le regionali saranno un percorso nel quale ce la metteremo tutta per ottenere il miglior risultato. La Lega non arretra di fronte alle difficoltà, anzi le sfide più complesse
non fanno altro che rafforzare il nostro spirito combattivo e la nostra determinazione. Se non fosse una prova difficile, non ci piacerebbe. Per mesi si è parlato del suo movimento, ora di un partito dei patrioti. Qual è il futuro di Roberto Vannacci? Il mio futuro è chiaro, raddrizzare questo mondo sottosopra. La Lega è l'unico partito sovranista italiano che sia in grado di avere un'influenza sulla realtà. A urlare dagli spalti sono capaci tutti, ma senza i propri rappresentanti a Bruxelles, a Montecitorio, nei consigli regionali e comunali non si conclude nulla, anzi, le urla producono solo rumore inutile e infastidiscono chi lavora. Vado avanti con determinazione insieme a tutte quelle persone che mi affiancano, che hanno fiducia in me e credono nella mia idea di futuro. Qui si potrebbe lanciare il termine leghista per Vannacci. Tutti coloro che accettano i miei valori, i miei ideali, le mie idee si ritrovano nella Lega. Insieme alla Lega raddrizzeremo questo mondo sottosopra. Leghisti del Nord, si è parlato di una mancanza di feeling nei suoi confronti. È così? Come al solito è una certa stampa che cerca di mettere in risalto ipotetiche divisioni o ipotetici malcontenti. Io non ne ho trovati, sono stato recentemente in Friuli e nel Veneto e ho sempre riscontrato grandissima condivisione ed entusiasmo. Posso assicurare che in tutto il nord, dalle Alpi Marittime alle Alpi Giulie, ho trovato persone pronte a seguirmi in questo percorso. Che ora è? Le 8:28:50, nel frattempo sono arrivate altre due, tre zappe, ve ne do conto al 340-670-9659. Buongiorno Antonino, settimana scorsa i ciclisti si sono presi la vendetta definitiva nella guerra con gli automobilisti. Sono passati col Giro d'Italia in Brianza, tagliandola a metà perfetta passando da Cesano verso est, e l'unico punto di passaggio attraverso il percorso era la strada statale 36, la strada più trafficata e con alta incidentalità della Lombardia, tra le prime in Italia. Il tutto nelle ore di punta di rientro dal lavoro in Brianza. Come hanno potuto osare? Ti lascio immaginare il disastro. Saluti Stefano, un abbraccio a te. E che vuoi fare? C'è gente che addirittura se le studia queste robe. Pure il dottor De Donno si è suicidato dopo l'ostracismo subito, ma non c'è stato tutto questo battage mediatico. Gianni da Brescia. Beh, il dottor De Donno era una persona discreta, non era uno che andava in giro a fare il buffone, tanto per cominciare. Questo lo dico al di là del caso del signor Addeo, che non mi interessa, e naturalmente non sto dicendo che egli vada in giro a fare il buffone, non è questo il punto e non lo penso. Il dottor De Donno dico soltanto che si è ucciso per davvero, punto, non aggiungo altro. Buongiorno Antonino, spero che i preposti a giudicarlo non siano politicizzati, perché allora non daranno il giusto valore all'atto ridicolo inventatosi per ottenere clemenza. Uno che vuol farla finita lo fa e basta, non organizza una sceneggiata. Io deduco questo e a volte a pensar male ci si azzecca, diceva Andreotti, e lo dice pure Luciana da Muggiò, che salutiamo. Le 8:30, pausa, meteo, pubblicità e poi torniamo con Zucchero che dice Pippo, che cacchio fai? 1987, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Regime anticiclonico sull'Italia, anche se con qualche disturbo temporalisco nel corso della giornata. Al mattino più nubi al nord rispetto al centro-sud, con rovesci e temporali che potranno interessare soprattutto i rilievi alpini occidentali. In genere asciutto altrove. Nel pomeriggio fenomeni temporalischi anche di forte intensità, ancora sui rilievi alpini centro-occidentali, con locali sconfinamenti in pianura. Situazione quasi invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano, mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis.
e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per un'eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della Ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare. Perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre una gala, e così sia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
si può, non si può. Ma quando vai, Pippo, oh no, Pippo, che mese sei, Pippo, a casa, non si può, a casa. Che cazzo fai, Pippo? Che cosa fa Pippo alle 8:38 minuti e 28 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà? Ah, saperlo, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Però questo ci offre l'estro, dopo aver ascoltato le parole del generale Vannacci che parla d'Europa, per parlare di Polonia, e vi presentiamo questo bellissimo ritratto che scrive Roberto Giardina su Italia Oggi di Nawrocki, il nuovo presidente polacco, e spiega un po' com'è la Polonia di oggi, e vi garantisco che c'è molto da riflettere per tutti quanti. Intanto voglio salutare gli amici che su Facebook ci salutano: Claudio Giorgio Madei, Marco Moraglio, Valentina Angelini, buongiorno pure a voi ragazzi, buona giornata. E andiamo a vedere insomma che cosa viene fuori da questo ritratto del neo presidente polacco. A mezzanotte a Varsavia, scrive Roberto Giardina, ha brindato alla vittoria di Rafał Trzaskowski, 53 anni, il candidato europeista e liberale. Col 50,3% era sicuro. All'alba invece ha vinto il rivale Karol Nawrocki, 42 anni, anti-europeista, nazionalista, candidato indipendente ma appoggiato dal PiS, il partito conservatore di Jarosław Kaczyński. L'elezione del Presidente della Repubblica ha visto un duello testa a testa, deciso per poche migliaia di voti, il 50,89 contro il 49,11. Gli elettori erano 29 milioni su 38 milioni di abitanti, la partecipazione è stata alta, il 72%. C'è una ragione perché l'ex pugile dilettante Nawrocki abbia vinto all'ultima ripresa. Sono giunti prima i risultati delle città e nella capitale, a Cracovia, a Stettino, hanno votato per Trzaskowski. In provincia, nelle campagne, ha prevalso Nawrocki, dalla pessima reputazione, ma a parole difensore della morale tradizionale, un nazionalista che si presenta come il difensore della patria contro i tecnocrati di Bruxelles. Il 25 maggio a Varsavia in 150.000 hanno sfilato per il perdente, solo 50.000 per Nawrocki. Ma le elezioni non si vincono mai nelle capitali. La Polonia ha saputo sfruttare i miliardi ricevuti da Bruxelles, non li ha sprecati. In 20 anni le città si sono trasformate, ma anche il costo della vita è aumentato. In provincia i contadini, i pensionati si sentono trascurati, governati sempre dagli stessi politici, progressisti o conservatori, e sono delusi dal premier Donald Tusk. Non ha mantenuto le promesse di rinnovare il paese, governato troppo a lungo dai gemelli Kaczynski. Non ha compiuto le riforme promesse, né sconfitto la corruzione. Nawrocki è stato da giovane un picchiatore, denunciato per risse, avrebbe procacciato prostitute per i clienti di un albergo di lusso, ma si è presentato come un uomo nuovo, energico, patriota, sostenuto da Donald Trump, mentre l'avversario era l'uomo di Bruxelles. Eppure era il candidato del partito ultraconservatore. È un brutto colpo per l'Unione Europea e per l'Ucraina. Il Presidente della Repubblica ha il diritto di veto su ogni decisione del Parlamento ed è il capo delle forze armate. Tusk, che partecipa ai vertici dei cosiddetti volenterosi, sostenitori di Kiev a ogni costo, è ormai un'anatra zoppa. Sul voto di domenica, Bruxelles non può sollevare dubbi, come è avvenuto per la Romania quando fu annullata l'elezione del candidato filorusso, e non potrà minacciare Varsavia con sanzioni come ha fatto nei confronti dell'ungherese Viktor Orbán. La Polonia è da sempre un pilastro della NATO e ospita quasi ogni anno le manovre guidate dall'America contro il grande e storico nemico russo. La Mitteleuropa è un groviglio di apparenti contraddizioni.
La Polonia non si capisce da Bruxelles. Berlino è vicina, il confine è 80 km d'autostrada, 3/4 d'ora in auto. I berlinesi vanno a fare la spesa passando il fiume a Francoforte sull'Oder. Le signore con le amiche vanno insieme dalla parrucchiera polacca, costa 1/3 ed è più brava. Il marito nel frattempo compra stecche di sigarette, i doganieri di solito chiudono un occhio. E si va in Polonia anche dal dentista, che costa 1/4 ed è bravo. Stettino sul Baltico è a 150 chilometri. Era una città tedesca, lo sembra tuttora. L'Università Cattolica, la facoltà di italianistica laurea una trentina di giovani all'anno e trovano subito un posto nelle aziende italiane o polacche. Da Stettino i polacchi vengono ai mercatini di Natale a Berlino o per prendere un aereo. I pulmini continuano a fare la spola con l'aeroporto. I rapporti tra polacchi e tedeschi sono stretti nonostante il passato. Varsavia vorrebbe che la Germania pagasse i debiti di guerra e risarcisse le vittime. I gemelli Kaczynski pretendevano che per valutare la popolazione dei Paesi membri l'UE contasse anche i polacchi morti in guerra. La Germania è il simbolo dell'Europa che non piace, prepotente e poco rispettosa dei valori cristiani. Sono convinti che Karol Wojtyła, il Papa polacco, abbia fatto cadere da solo l'impero sovietico, ma gli aborti ufficiali sono oltre 200.000 all'anno. Quando osai chiedere a un gruppo di ragazze a Cracovia il giorno della morte di Giovanni Paolo se prendevano la pillola, dissero di sì. Ma il vostro Papa non vuole, obiettai. La vita è un'altra cosa, sorrisero. Anche Wojtyła, Papa guerriero, dietro le quinte appoggiava il generale Jaruzelski, che aveva bloccato Wałęsa ed evitato l'intervento dei carri armati sovietici. Tra l'altro si racconta che mentre guardava la caduta del muro di Berlino, Stanislao, il suo segretario, gli abbia detto: Santità, ha visto, vanno finalmente verso la libertà. E pare che il Papa polacco abbia risposto: no, vanno verso porno shop. I polacchi non vogliono profughi perché, vero, battuta vera, non me la sto inventando sta storia. I polacchi non vogliono profughi perché gli islamici non si integrano. Quanto avviene in Germania li convince di avere ragione, ma protestano contro il cancelliere Merz che ordina di controllare le frontiere. Crea problemi al libero scambio tra i due paesi. Dall'inizio della guerra hanno accolto oltre 1 milione di ucraini, ma li obbligano a lavorare dal primo giorno. In Germania ricevono il reddito di cittadinanza. Appoggiano l'Ucraina contro Putin, ma non hanno mai amato gli ucraini, vicini ma diversi. I contadini hanno assaltato i camion ucraini che trasportavano prodotti agricoli. Le agevolazioni all'agricoltura ucraina rischia di far fallire le fattorie polacche per colpa di Bruxelles e quindi di Tusk. I bambini nelle scuole fanno esercitazioni con i fucilini di legno, ma non si crede realmente che Putin voglia e possa invadere la Polonia. Hanno paura e cresce la partecipazione diretta al conflitto, come minacciano i volenterosi, Macron, Starmer e Merz, di una rappresaglia, un attacco di droni o di missili. I polacchi ci sorprendono, a volte romantici e generosi, subito dopo ragionevoli e pragmatici. Che immenso Roberto Giardina, però è un ritratto di una nazione che, diciamo, io credo che questo pezzo vi abbia sfruculiato non poco, quindi 340 670 9659, ditemi che cosa ne pensate. Passiamo adesso alla questione ucraina, restando sempre su Italia Oggi, perché il collega Federico Ferraù ha intervistato il generale Bertolini, che è stato uomo della Folgore, quindi è uno che ne capisce e come, generale della brigata Folgore, comandante di numerose operazioni speciali in Libano. Cosa dice di questo attacco? L'attacco Tela di Ragno viene giudicato così. Si tratta di attacchi estremamente remunerativi, quelli fatti coi droni appunto, sul piano bellico, che richiedono una lunga pianificazione e informazioni puntuali. Le fonti ucraine dicono che sarebbero stati colpiti 40 bombardieri russi, secondo Mosca, e secondo Mosca si tratterebbe di una decina di aerei distrutti e altri danneggiati. La verità probabilmente sta nel mezzo, ma non toglie nulla alla rilevanza dell'attacco. In ogni caso, le due operazioni, quella contro i convogli ferroviari e quella contro i siti militari russi, sono certamente coordinate. Sono una risposta ai 2 recenti massicci attacchi aerei russi, quello nella notte tra il 24 e il 25 maggio e quello nella notte successiva? Non credo, risponde il generale Bertolini. Il punto vero è un altro.
Gli stessi ucraini hanno dichiarato che i loro attacchi erano in preparazione da 1 anno e mezzo. Operazioni così non si improvvisano, questo è evidente, ma la decisione è politica ed è arrivata nell'imminenza dell'incontro a Istanbul tra le due delegazioni. In altre parole, mentre si discuteva delle trattative e dei passi successivi da effettuare, Kiev stava preparando da tempo un attacco devastante proprio alla loro immediata vigilia. Un modo abbastanza strano di presentarsi al tavolo della pace. Con quali conseguenze? A mio avviso, dall'incontro in Turchia non ci si poteva aspettare niente di decisivo neppure alla vigilia di questi attacchi. Era comunque un primo indispensabile passo per affrontare i nodi politici e militari dello scontro. Adesso invece l'Ucraina si presenta al tavolo delle trattative con un risultato strategico importante, perché ha dimostrato quale profondità può raggiungere in territorio russo. Va aggiunto che non sappiamo ancora quale sarà la risposta russa, ma una risposta ci dovrà essere, visto che sono saltate tutte le linee rosse poste da Putin, che a questo punto deve difendere la sua credibilità e quella di Mosca in generale. L'operazione ha incidenze dirette sul conflitto in Ucraina? No, ma il ridimensionamento della capacità di deterrenza russa indebolisce Mosca sotto il profilo strategico nel suo confronto con l'Occidente. Credo che questo possa essere fonte di guai seri. Dobbiamo anche ricordare che già in precedenza la Russia aveva subito un importante colpo alla sua rete early warning ad Armavir e non aveva reagito a livello strategico, nonostante il suo deterrente nucleare ne fosse uscito indebolito, proprio per non innescare escalations non controllabili. Speriamo che mantenga ancora il sangue freddo. È possibile per l'Ucraina porre in essere attacchi come quello alle basi russe senza il supporto occidentale? Lo escluderei. L'Ucraina, già impegnata pesantemente sul suo territorio, non è in grado da sola di fare i danni che sappiamo, per quanto non confermati, essere notevoli a così grande distanza dal paese. In ogni caso avrebbe bisogno di un'intelligence basata su strumenti di cui non dispone e che invece sono nella disponibilità occidentale. Questo attacco quindi sposta il baricentro dello scontro dal piano tattico a quello strategico. Cioè, sul piano tattico la Russia è decisamente in vantaggio nel confronto con l'Ucraina e sta guadagnando terreno negli oblast contesi. Sul piano strategico, invece, gli eventi delle ultime 24 ore dimostrano che i giochi non sono ancora finiti. Lo dimostrano le tensioni nella settimana scorsa nel Baltico, che hanno riguardato una nave della flotta ombra russa sfuggita a controlli estoni, come pure la precedente esercitazione militare russa. Dopo l'ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia, la flotta russa di Kaliningrad è un enclave russa in un lago. Il Baltico, ora interamente controllato dall'Alleanza Atlantica, condizione quindi di estrema vulnerabilità. Dove ci porta questa considerazione? Sappiamo che l'Ucraina è appoggiata dall'Occidente, utilizza informazioni e armi occidentali, ma se questo supporto viene steso dal teatro ucraino al territorio russo, il coinvolgimento occidentale slitta a sua volta sul piano strategico, configurando un'azione offensiva diretta dell'Occidente contro la Russia sul suo territorio. E Putin aveva già detto che eventuali attacchi contro le forze strategiche russe avrebbero potuto innescare una risposta di tipo strategico, coinvolgendo anche altri paesi NATO. A chi pensa? Agli stati che più supportano l'Ucraina, fornendo armi e supporto di intelligence adeguato ad attacchi come quelli in Siberia. Parliamo prima di tutto di Gran Bretagna, Francia e Germania, ma è chiaro che a questo punto tutto diventerebbe possibile e nulla si potrebbe escludere. Pare che il governo tedesco non intenda fornire a Kiev missili da crociera a lungo raggio Taurus, punta di diamante della capacità offensiva tedesca e NATO. I Taurus sono probabilmente già in Ucraina, manca solo l'autorizzazione. Un portavoce della Casa Bianca ha detto alla NBC che gli Stati Uniti non sono stati avvisati degli attacchi di Kiev in territorio russo. Dunque è da escludere una partecipazione americana. Io non tendo a escludere niente, perché non si può sapere, ma credo che Trump, e parlo solo di lui, non degli Stati Uniti, per i quali il discorso è più articolato, non abbia interesse a complicare ulteriormente la situazione. È vero, Trump è spesso tranchant, come quando si chiede se Putin sia impazzito, ma normalmente alla fine fa da pompiere. E in Europa? A livello europeo, Francia, Gran Bretagna, Germania e Polonia continuano a esprimersi in maniera coerente con le richieste di Zelensky. Sostegno bellico contro la Russia, cessate il fuoco e poi la pace. Mentre Putin è attestato su una posizione completamente diversa. Ridefinizione di un'architettura di sicurezza per la Russia
e poi la pace, senza alcun cessate il fuoco che dia respiro alle forze ucraine, rimandando la ripresa del conflitto a momenti migliori. Quali elementi mancano per ipotizzare uno scenario? È impossibile sbilanciarsi. Non sappiamo quale sarà la risposta russa. Nel frattempo la delegazione russa sarebbe già volata a Istanbul. Mancano dettagli più precisi sul bilancio degli attacchi ucraini, ma anche sui loro effetti nell'opinione pubblica russa. Il Cremlino dovrà tenerne conto. Visto che è stata citata l'Inghilterra alle 8:53, tra 2 minuti avremo anche il Qui Parlamento, vediamo quello che stupisce il Fatto Quotidiano, cioè che l'Inghilterra si prepari a fare una guerra eventualmente a 2500 chilometri di distanza, quando nel 1982 ha dimostrato di poterla fare a 16.000 di distanza. Fatto Quotidiano, addio welfare, 6 miliardi di sterline, Starmer arma il Regno Unito, ora prepariamoci a entrare in guerra. Cosa succede? 6 miliardi di sterline in munizioni per ricostituire le scorte del Regno Unito e 1,5 miliardi di sterline destinati a 6 nuove fabbriche con la creazione di 1.000 posti di lavoro. Realizzazione di uno scudo difensivo tipo l'israeliano Iron Dome per proteggere il regno da missili balistici nemici. Creazione di un'armata di riservisti, azioni di propaganda e reclutamento nelle scuole. Raddoppio di cacciatorpediniere e fregate da 14 a 25. Un nuovo programma di sorveglianza subacquea chiamato Atlantic Bastion, supervisionato dalla Marina contro il sabotaggio russo di cavi internet e oleodotti energetici. Varo di 12 sottomarini nucleari, uno ogni 18 mesi, entro 10-15 anni. Aumento degli effettivi delle forze armate, in calo da anni, al momento fermi a 72.000 unità, insufficienti per un eventuale dispiegamento di massa che oggi Londra non potrebbe sostenere. Che i giovani britannici abbiano interesse a diventare carne da cannone comunque è tutto da dimostrare. Per Starmer la strategia ha 3 vantaggi. Supporta una delle poche industrie rimaste al paese, quella militare, creando migliaia di posti di lavoro. E infatti l'annuncio è stato dato in mezzo ai lavoratori di un hangar scozzese di BAE Systems, colosso della difesa. Rilancia le ambizioni militari britanniche schiacciate dal cambiamento degli equilibri geopolitici, facendo di Londra sempre più un vassallo del complesso militare industriale USA, per esempio per gli F-35 con bombe tattiche nucleari e per l'intelligenza artificiale cyber. Prova a scippare, sotto forma di patriottismo, il nazionalismo inglese al partito di Nigel Farage. Sui tempi per raggiungere l'obiettivo del 3%, Sir Keir è rimasto deliberatamente vago. Si parla della prossima legislatura, appunto 3% di PIL nelle armi. Con al governo chissà chi e bisogna trovare almeno 10-13 miliardi aggiuntivi all'anno solo per la difesa, in una congiuntura economica di crisi. Non vedo alternative a un grosso aumento delle tasse, ha commentato ieri Paul Johnson, direttore del think tank Institute for Fiscal Studies. Non è un tema che il Premier voglia affrontare in un momento di forte calo dei consensi, ma è evidente che il bivio è sempre lo stesso, anche se dovessero funzionare gli interventi per migliorare produttività ed efficienza, taglio dei servizi e o aumento delle tasse. Pausa, adesso abbiamo Simona Bordonali per il Qui Parlamento, poi la pubblicità e ci ritroviamo tra poco. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Oh, e rieccoci qua alle 9:04 e 8 secondi, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, eccoci qua. Vediamo un po' che cosa mi scrivete di bello sulla Zappa 340-670-9659. Lorenzo Acomo, buongiorno Antonino, il sindaco Zeller non ha cantato l'inno di Mameli in quanto lei conosce solo la versione in lingua tedesca. Italia e Nuberales, buona giornata. Ancora l'articolo di Giardina ricalca il racconto fatto in radio durante gli scorretti da Carlo Cambi. Che radio immensa, date una medaglia a questa radio, Walter. Se la merita ampiamente, caro Walter, cominciando da Carlo Cambi. Ma Re Carlo non ha nulla da dire sui venti di guerra inglesi di Starmer, Marco da Milano. Re Carlo non ha il diritto di ingerire nelle vicende del regno, o meglio del suo governo. Detto ciò, lui ha una moral suasion, conosciamo il fatto che egli sia un ecologista, eccetera, 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 ma la Gran Bretagna, vorrei ricordarvi, è un paese dalla schiena dritta, e un paese dalla schiena dritta si guarda i cavolucci suoi, prima di tutto. Allora, io vi dico ora 2 o 3 cosine e poi apriamo il telefono allo 0292947222. Cominciamo dalla prima, la questione delle strade sulle province. Siamo qua sulla Stampa, strade senza manutenzione, oggi il tavolo con le province. Giorgetti, state tranquilli,
Vertice al MIT, dopo il dirottamento dei fondi verso il ponte dello Stretto, altre maxi opere, Salvini pronto al dietrofront, dopo il pressing degli enti locali, cancellare subito i tagli, azzerare i tagli alla manutenzione, scrive nella Stampa, alla manutenzione straordinaria delle strade, la richiesta che l'Unione delle Province e l'Associazione Comuni porteranno stamattina al tavolo col ministro Matteo Salvini nella sede del Dicastero delle Infrastrutture. All'incontro, a cui parteciperanno anche i tecnici del MEF, a chiedere il ripristino integrale dei fondi ridotti nel biennio 25-26, saranno il leader dell'UPI Pasquale Gandolfi, che è anche presidente della provincia di Bergamo, e il sindaco di Bologna Matteo Lepore, in rappresentanza delle città metropolitane, entrambi esponenti del Partito Democratico. La scure del governo ha abbattuto le risorse del 70%. Su 550 milioni di euro ne sono stati sforbiciati 385, così che agli enti locali sono rimasti solo 165 milioni per gestire tutte le opere preventivate. Un intervento che ha effetti devastanti su 120.000 chilometri di vie che collegano il paese, bisognose d'assistenza e riparazione. I presidenti delle province e i sindaci sono convinti di riuscire a strappare a Salvini l'impegno a garantire i soldi che servono per la messa in sicurezza della rete stradale. Ci aspettiamo che venga ripristinato integralmente il fondo 2025-26, sottolinea il presidente dell'UPI. Al tavolo, continua Gandolfi, parlando con la Stampa, ci presentiamo con una rendicontazione completa di quanto hanno speso le province dal 18 al 23. In questa analisi risulta che abbiamo impegnato il 95% delle risorse assegnate dal MIT per strade e ponti e speso oltre l'80% del totale. Tra l'altro Gandolfi dice che ha incontrato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ieri a margine delle cerimonie per la festa della Repubblica e Giorgetti gli ha detto: stai tranquillo, quindi la cosa sarà risolta, crediamo, positivamente. Prima cosa. Seconda cosa, andiamo su Avvenire a pagina 11. Tac, eccolo qui. Avvenire segnala, per quanto si parla di migrazioni, record di passaggi nella Manica, arrivi e allarmi nel Mediterraneo, impennata di attraversamenti, quasi 1200 persone arrivate sulla costa britannica a bordo di 19 imbarcazioni, sbarchi anche a Lampedusa e Sardegna. Intanto 21 persone sono disperse sulla rotta tra Algeria e Spagna. Nessuno era riuscito a raggiungere l'altra sponda sin dal lunedì precedente, dunque erano stati 5 giorni consecutivi di 0 arrivi, come talvolta capita su questa rotta migratoria breve ma insidiosa. Poi sabato l'impennata improvvisa a bordo di 19 piccole imbarcazioni partite dal litorale francese nei dintorni di Calais, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer. Il 31 maggio sono arrivate sulla costa britannica 1195 persone, secondo i dati diffusi dal Home Office britannico, il Dipartimento dell'Interno del governo di Londra. Il numero più alto registrato in un singolo giorno dall'inizio del 25, che pure ha visto mesi incredibilmente movimentati. Gli ultimi arrivi portano infatti il totale annuo a 14.812 persone che hanno fatto ingresso via mare nel Regno Unito in maniera irregolare, in aumento del 42% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e 95% nello stesso arco di tempo del 2023. Per quanto nelle stesse ore in cui in 1 migliaio di persone attraversava la Manica, anche sulle coste italiane si registravano nuovi arrivi via mare, che secondo il portale di UNHCR ACNUR da inizio anno e fino al 1 giugno ha toccato quota 23.004. In 3 sbarchi, domenica a Lampedusa, sono stati soccorsi in 147, tra eritrei, bengalesi, egiziani, pakistani, etiopi, malesi, somali. Altre 50 persone sono state salvate ieri dalla Guardia Costiera a una 60ina di miglia a sud-est di Pozzallo, nel Ragusano. A Porto Empedocle, nell'Agrigentina, è stata invece assegnata dal Ministero dell'Interno la nave MV Louise Michel, che ha a bordo 14 persone soccorse nel canale di Sicilia. Nuovi approdi registrati anche lo scorso fine settimana nel sud Sardegna. Tra il 30 e il 31 maggio sono arrivate almeno 50 persone che hanno percorso la rotta algerina. Per loro, come per gli altri intercettati dalle navi di salvataggio,
uno scampato pericolo all'ingresso dell'Unione. Incredibile pensare che quasi 3.000 chilometri più a nord c'è chi sta rischiando di nuovo la vita in mare per uscire dall'UE. Alarm Phone intanto segnala 21 dispersi nel Mediterraneo occidentale su un'imbarcazione partita dall'Algeria e diretta in Spagna. Non abbiamo più notizie, temiamo un altro naufragio invisibile su questa rotta mortale. Chiudiamo con l'Etna, vediamo che cosa sta succedendo a Catania. Andiamo sul Corriere della Sera. Corriere della Sera, andiamo a vedere a che pagina è gli occhi miei che se ne sono andati, pagina 18-19. Andiamo subito e il telefono si apre allo 0292947222. L'Etna in eruzione, crolla parte di un cratere, polemica sui turisti, non dovevano essere lì. Catania, divieto della protezione civile violato. Nube alta chilometri. Mi pare giusto, sta eruttando uno dei vulcani più attivi d'Europa e che fai? Vai lì e ti fai ricoprire di lava perché vuoi vedere l'effetto che fa essere a Pompei 2500 anni dopo. Episodio spettacolare ma non allarmante, può durare per mesi, dice il vulcanologo Marco Neri dell'Osservatorio Etneo e dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il fumo scuro che si è levato dall'Etna è dovuto a lava e detriti. Dice si è trattata di un'eruzione classificata in vulcanologia di tipo stromboliano violento. In linguaggio più semplice si può definire fontana di lava. È una manifestazione tipica dell'area sommitale dell'Etna. Da tempo non se ne verificava una di energia simile. Potrebbero essercene altre nei prossimi mesi. Il vulcano siciliano da tempo alterna fasi eruttive di minore intensità a periodi di stasi. A cosa è dovuta questa alternanza? Quando il magma mira verso l'alto, preme sulle pareti dei crateri, generando instabilità. Se supera una certa soglia di resistenza, il cono può crollare. Ieri il crollo è avvenuto verso l'esterno del cratere. Ciò ha creato un flusso piroclastico di materiale incandescente misto a ceneri che è sceso lungo la Valle del Leone e poi è traboccato nella Valle del Bove, 2 aree disabitate. In 2-3 minuti ha coperto una distanza massima di 4 km a una velocità di circa 100 km orari. Il pennacchio era visibile a chilometri di distanza, a differenza del solito non era bianco-grigio ma scuro. Ciò ha creato apprensione. Da cosa è dipeso? Dalla fusione del fumo bianco della fontana di lava con quello più scuro della frana. Prima di quello principale, piccoli crolli erano avvenuti già in mattinata, formando modesti flussi piroclastici. Negli scorsi anni fenomeni più o meno simili erano già avvenuti. Il cratere di sud-est, che è nato solo nel 1971, può generare fontane di lava potenti e spettacolari. Questo cratere è uno dei 4 sommitali dell'Etna. La cima più alta si trova a 3.304 metri di altezza, il cratere di sud-est un poco più basso. Un vulcano come l'Etna potrebbe dare un giorno origine a eruzioni devastanti? Etna, Vesuvio, Stromboli, Campi Flegrei non hanno alcuna correlazione diretta gli uni con gli altri. Al momento, per quanto riguarda l'Etna, non ci sono pericoli per la popolazione circostante, ripeto, non ci sono pericoli per la popolazione circostante, ma non si deve sottovalutare la minaccia. Nel 2018 l'intrusione di un dicco di magma sul fianco del vulcano provocò uno sciame sismico che causò notevoli danni. Ieri non è avvenuto perché il cono eruttivo era aperto e si è verificato solo un piccolo crollo di un cono sommitale. Dobbiamo stare sempre in costante allerta. 0292947222, da questo momento il telefono è aperto. Io tolgo la condivisione schermo, Francesco, vado via, ecco qua, olè, perfetto. E ora abbiamo questi 15 minuti, poi dopo ci sarà, vi ripeto, liberamente e a seguire avremo Savara Sandir, la scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini e parleremo della Polonia, vediamo che cosa dirà lui di questa situazione. Insomma, mattinata abbastanza movimentata, molto bello, sì, hai ragione Walter, molto bello il pezzo di Giardina, ma anche l'intervista di Ferraù
al generale Bertolini, anche quello un gran pezzo, niente male davvero. Insomma, mi sembra abbastanza chiaro che qui ci siano non pochi temi che ci possono interessare. 340-670-9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp, oppure vi ripeto 0292947222. Abbiamo una chiamata, pronto, chi è là? Pronto, ciao Antonino, sono Marco da Milano. Ciao Marco. Ah, bene. Benvenuto. Non mi sentissi. No, ti sento perfettamente, vai tranquillo. Molto bene, molto bene. Ascolta una cosa, sto riflettendo su quest'ultima cosa che hai letto, non ho ben capito da dove, no? Dove parlavi appunto dell'immigrazione, no? Che appunto Avvenire. Avvenire. Ok, vabbè. Sì, allora, da avvenire. Non so se possiamo avere il beneficio del dubbio o meno, ma comunque, cioè, secondo Avvenire, in Italia abbiamo avuto dall'inizio dell'anno 23.000 sbarchi, giusto? Più o meno? Sì. No? E sì. Stavo pensando a tutto il bailam con la faccenda dei campi in Albania, di concentramento, prima sì, dopo no, cioè tutto quel casino che c'è, no? Che pare che adesso siano stati anche sdoganati, se ho capito bene, no? Eccetera. Ma mi domando e dico, no? Adesso queste 23.000 persone che sono sbarcate in Italia, no? Quante andranno a finire là dentro? Quanto tempo ci vuole? Perché non sono state intercettate prima? Questa è la mia riflessione. E non so, come dire che non si potrebbe appunto che quelle cosa sono quelle golette che dovrebbero fare la spola tra l'Italia e l'Albania, no? Le vadano a recuperare loro direttamente in mare, queste persone le portano là direttamente, o devono fare tutta una trafila burocratica, prima devono venire in Italia, vedere chi sono, se vanno bene, se non vanno bene, se hanno documenti, se non hanno, cioè che poi sappiamo letteralmente sono tutti clandestini. Non so, stavo ragionando su questa cosa, che c'è qualcosa che non mi torna, ecco, su tutta questa faccenda. Ok? Ti saluto, grazie. Sì, grazie. Ciao. Allora, intanto i dati che vengono citati da Avvenire sono quelli dell'UNHCR, quindi l'Alta Commissione dell'ONU per i rifugiati. Sì, sono 23.000 dall'inizio dell'anno e siamo sempre al solito problema. Il solito problema è che quando arrivano queste persone nel territorio europeo, la regola è che dove sbarcano il primo Stato che se ne deve prendere cura. Dopodiché il concetto è che ci possono essere delle redistribuzioni su base volontaria se gli altri Stati sono d'accordo, e questa sarebbe la solidarietà europea. Il centro per l'Albania era stato pensato come centro di espulsione, ora lo usano come CPR, come centro di prima accoglienza per il momento, in attesa che l'Unione Europea si pronunci, le corti di giustizia si pronuncino sui vari paesi, quali sono sicuri, quali no. Bisogna modificare la normativa europea, quindi il guazzabuglio deve essere risolto prima di tutto a Bruxelles e bisogna vedere se c'è la volontà di risolvere il guazzabuglio a Bruxelles. Un'ultima cosa che io dico, per arrivare in Albania un conto è se tu te la fai da Brindisi, che è più vicino, perché il canale di Otranto nel punto più stretto è ampio 75 chilometri, ma se devi salire su da Lampedusa, ti assicuro che è lontano arrivare in Albania. Per cui è chiaro che bisogna prenderli a Lampedusa, trasportarli fino in Puglia, caricarli sulla nave della Marina Militare, mandarli lì. Poi nel frattempo ci sono le varie associazioni che gli fanno fare ricorso, interviene un giudice, decide, fa e dice, e non risolviamo mai assolutamente niente. Le norme sulle espulsioni sono tali che ti danno un foglio di carta dove c'è scritto che tu sei espulso
e hai tempo per fare ricorso, uno strappa il foglio, gira l'angolo, ne ride e diventa un clandestino e non ha problemi fino a quando non commette qualche reato. Poi si scopre che era stato espulso e il provvedimento di espulsione, ma poi, ma qua, ma là, ma i soliti discorsi all'italiana. Questo è il punto, è che è un gran casino e non c'è una certezza proprio operativa, non c'è una certezza di diritto, non c'è una certezza, un cacchio di niente per quanto riguarda le espulsioni e i rimpatri. Punto finale. Se vogliamo ridurre questi sbarchi dobbiamo occuparci seriamente dell'Africa, altrimenti questi mercanti di esseri umani continueranno a ingrassare gente, cioè continueranno a sfruttare gente e qualcuno ci continuerà a mangiare sopra col business dell'accoglienza. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, ciao Antonino, sono Walter. Stamattina ciao. Ciao. Non volevo intervenire, però la telefonata dell'ascoltatore di Marco precedente mi ha sollecitato. Allora, sentire il numero 24.000 persone dall'inizio dell'anno è un numero. Io abito in un paese dove siamo 12.000 abitanti. 24.000 vuol dire che in 6 mesi sono arrivati 2 paesi come il mio e di persone che non hanno casa, non hanno lavoro, non conoscono la lingua. E la domanda è, ma riusciamo a focalizzare questa cosa? Perché il numero di suo non dà realmente l'idea. Voi, gli amici che ci ascoltano, guardate il vostro paese quanti abitanti ha e mettetevi in testa 24.000 oppure gli anni dei oltre 100.000, due stadi di San Siro pieni. Persone alle quali dare da mangiare, da dormire, da bere, gestire i danni che fanno e compagnia bella. Realmente nessun partito ad oggi ha mai fatto un cruscotto, basterebbe mettere un cruscotto con i costi quotidiani di questo baraccone. Se in questo modo si darebbe risalto al reale problema dell'immigrazione. Cos'è? Tu sai che io ho un figlio, vabbè, era in Inghilterra, adesso è andato in Svizzera, l'altra figlia australiana è in Australia, ma l'altra figlia che hanno fatto per diventare cittadini e l'altra figlia che hanno fatto per poter accedere in quei paesi non è legata a un barcone e a che Dio ce la mandi buona. E poi quando arrivi là, in Australia in particolare, se nel periodo nel quale tu hai in atto la richiesta di cittadinanza fai una cazzata o anche solo cambi lavoro perché è importante la stabilità e ti attacchi al Trump. Cioè, pensate, 24.000 sono 2 volte il mio paese. Io mi immagino che mi arrivano in 6 mesi 24.000 persone, ma dove cavolo li mettiamo? Per questo pensiero, non volevo telefonare, ma dicevo, grazie Antonino. Grazie a te, siamo sempre lì, le espulsioni in Australia, al Canada, ti mettevano sulla prima nave o sul primo aereo che era in partenza per l'Italia, fine. Prova a farlo qui. Poi tu mi dici, il cruscotto col numero di quelli che arrivano. Sai poi le gridate che senti in giro? I razzisti prendono nota ogni giorno di quanti ne sbarcano, il fascismo, Mussolini. Ti lascio immaginare. Altra telefonata, pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino, Lisetta. Cara Lisetta, ben trovata. Buongiorno, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Beh, stamattina io devo dire una cosa che non c'entra niente con la politica. Comunque vorrei chiedere semplicemente, signor Tonino, ripeto, che fine hanno fatto i nostri 2 giornalisti, cioè il signor Pellegrin e il signor Sammy Varin, che aveva detto un piccolo intervento, ma mi sembra che qua le cose vanno ben più della lunga. Tutto qua, io la saluto e arrivederci e buona giornata, signor Tonino. Io ho un obbligo di riservatezza e quindi non vi posso dire niente. Molto semplicemente. Quando sarò autorizzato a parlarne, se sarò autorizzato a parlarne, allora vi dirò. Comunque sappiate che Sammy sta per tornare. Non aggiungo altro. Poi sarà lui, con i suoi modi e con i suoi tempi, a dirvi quando tornerà e quando, in che modo, luogo, forma, come si manifesterà a voi
se apparirà circonfuso di luce, eccetera, eccetera. Io lo abbraccio forte e ci mancherebbe pure, sono contento di sapere che se sta tornando. Poi, per il resto, come potete immaginare, non posso esprimermi oltre. Non mettetemi in imbarazzo con queste domande, per cortesia. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, alle 9:26 minuti, mancano 4 minuti alla fine, quindi abbiamo ancora tempo per prendere le vostre telefonate allo 02 9294 7222 e per dire serenamente la vostra su quello che è accaduto nel mondo quest'oggi. Ahimè, purtroppo il tema dell'immigrazione, ma anche il tema, lo vedete, anche questo referendum, no? Si parla tanto di tagliare la cittadinanza perché sperano di conquistare quanto? 1 milione, 2 milioni di voti in più a loro favore. Di chi? Di cittadini che non parlano l'italiano, di cittadini che non sono cioè di persone che diverrebbero cittadini senza parlare l'italiano, senza integrarsi e così via. Ma sono andati a scuola. Sì, sono andati a scuola. E poi dopo? Vedete, qui raccontano che bisogna aprire, ma aprire cosa? Aprire cosa? Non c'è un obbligo ad aprire, non c'è, né morale, né giuridico, né religioso, né di quello che volete voi. Esiste semmai un dovere da parte dello Stato. E il dovere è, molto semplicemente, quello di regolamentare gli ingressi nel suo territorio. Ha il dovere di farlo, perché io voglio sapere chi è che viene a casa mia. Voglio sapere come ragiona, voglio sapere che fa, voglio sapere da dove viene, voglio sapere se parla la mia lingua, se si vuole integrare. Perché se vieni qui vuol dire che a casa tua non stavi bene, ma se vieni qui ti comporti per bene. Prossima telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Non è pronto. Mi chiamo Roberto, telefono da Roma. Un momento che non si è sentito, buongiorno. Ho sempre apprezzato la politica sull'immigrazione della Lega, soprattutto quando c'è il ministro Salvini. Mi pare invece che la politica che sta portando avanti l'attuale governo sia estremamente debole. Io ho notato casualmente nel mio paese una persona che faceva l'avvocato e che lavorava per la CGIL. Mi diceva che il suo lavoro è imbastire cause per i migranti. Cosa paradossale è che poi tutte queste cause, cioè gli onorari di questi avvocati li paghiamo noi. E mi pare che sia un meccanismo decisamente autolesionista. Bisognerebbe cominciare a dire che chi è clandestino non ha diritto a nessuna assistenza legale proprio per il suo stato di clandestino. Bisognerebbe che lo Stato, anziché garantire a questi di poter venire in Italia tanto li potesse mettere favorire le espulsioni. Mi pare che questo potrebbe essere già un'iniziativa, perché se tu non gli dai la possibilità di ricorrere e controricorrere e favorire anche questa forma di speculazione da parte dei sindacati. Grazie. Ma è qualcosa che evidentemente non si può fare, non fosse altro che anche l'Italia è firmataria della Carta fondamentale dei diritti dell'uomo e siccome siamo firmatari di diritti dell'uomo, nell'articolo 2 sta scritto: nessuna distinzione sarà stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico, internazionale del paese o territorio cui una persona appartiene, sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. E poi ancora, articolo 3, ogni individuo ha diritto alla vita, libertà e sicurezza della propria persona, quindi evidentemente ha diritto a essere tutelato, visto che anche all'articolo 6 ogni individuo ha diritto in ogni luogo al riconoscimento della sua personalità giuridica. E ancora, articolo 7, tutti hanno diritto a uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, peraltro, a uguale tutela da parte della legge. Quindi non si può fare.
Anche se sei clandestino hai diritto a difenderti davanti alla legge. Nei paesi civili funziona così. Pausa no, pausa niente. Noi ci fermiamo qui adesso liberamente con il direttore responsabile Giovanni Sallusti e poi dopo Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini, il senatore Borghi. A tra poco. Avete ascoltato la rassegna stampa.